Il Veneto, come la Lombardia, saranno cruciali anche in vista della battaglia nazionale. Cosa metterete in campo? Al Senato, dove si gioca la vera partita, abbiamo messo in campo la nostra capogruppo in Consiglio regionale, Laura Puppato. Poi c'è il vincitore delle primarie di Venezia, cioè Felice Casson, un baluardo, un punto di riferimento per quanto riguarda tutti i temi sulla legalità, la moralità. E poi al numero 3 del Senato siamo felicissimi di aver potuto arruolare nella nostra squadra Giorgio Santini, segretario aggiunto della CISL, che dimostra come davvero il primo obiettivo di questo partito, del Partito Democratico, anche nel Veneto, sia il lavoro. Non abbiamo ancora chiaro quelle che saranno le altre liste, però la notizia di ieri che perlomeno sul versante del centro di Monti ci siano schierati 2 scienziati. Apprezziamo la scelta di Monti in questo senso, mai detto che Monti è il nostro avversario. Noi abbiamo sempre detto come Partito Democratico che il nostro avversario è il populismo. Quello che mi stupisce ogni giorno di più è come, ad esempio, una forza come la Lega si sia abbassata ad accettare di nuovo un'alleanza con Berlusconi, perché di questo si tratta, niente più che meno che unicamente sull'altare della Lombardia. Le 2 componenti che si sono confrontate anche vivacemente alle primarie sono entrambe rappresentate anche qui in Veneto. Anche il ruolo di Renzi, che è un po' in sordina in questa avvio di campagna elettorale, dovrà essere rivalutato. Non è tanto in sordina, posso dire per aver passato le ultime notti in quel di Roma, nel senso che Renzi sul tavolo c'era e come. Nella lista del Senato io mi sono fermata al numero 4, ma ricordo che il numero 5 e quindi sicuro eletto, è Giancarlo Piva, sindaco di Este. Altri esponenti che si richiamano a Renzi, per esempio il sindaco Roger De Menec di Belluno. L'altra volta avete provato a dialogare con la classe imprenditoriale schierando un imprenditore. Questa volta come parlerete questa parte così importante del Veneto? Questa volta a quella parte così importante del Veneto parliamo con le proposte. Perdonatemi, è qualcosa che ce l'ho qui da 5 anni, non con le figurine Panini.